Buonasera e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione sui ritardi dei referti istologici di sospetti malati oncologici dell'ospedale di Castelvetrano di competenza dell'ASP di Trapani. Sulla vicenda la Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta. Droga nascosta nel cimitero e pizzo alle imprese turistiche della Riviera Ionico-Messinese. 39 arresti nel clan Cappello Cintorino. La commissione antimafia a Catania punta il dito sugli affari della criminalità con la politica. Abusi sessuali sulla nipote minorenne. A Catania finisce ai domiciliari lo zio ventenne. Le violenze sono cominciate quando la vittima aveva 11 anni. A Gela, 2 indagati per la morte del piccolo Loris travolto da un'auto a fine gennaio. Un'inchiesta verificherà se vi siano state negligenze quando si è deciso di dimetterlo dall'ospedale. Sit-in dei lavoratori Pfizer davanti allo stabilimento di Catania. Si teme che il colosso farmaceutico americano possa lasciare la città. Intanto, in cassa integrazione 2.500 dipendenti della ST. A Palermo invece sciopero a oltranza dei rider che chiedono diritti e lavoro riconosciuto. Calcio, il Catania prepara il derby contro il Messina. Al Francoscoglio i rossazzurri troveranno una squadra in piena crisi societaria. A Trapani invece domenica arriverà il Giuliano. Sul caso dei ritardi nella consegna dei referti arrivano gli ispettori del Ministero. Sono 3.300 gli esami da completare, molti riguardano pazienti oncologici che non hanno potuto curarsi in tempo. Il servizio di Desiree Ferlito. Un'ispezione del Ministero della Salute sui casi dei gravi ritardi dei referti istiologici di sospetti malati oncologici dell'ospedale di Castelvetrano di competenza dell'ASP di Trapani. L'atto è stato già disposto, ma gli ispettori non sono ancora in Sicilia. 3.300 gli esami da completare, di cui 1.400 campioni del 2024 e 1.908 del 2025. Sulla vicenda anche la regione siciliana si fa sentire. Proprio stamattina era intervenuto perentorio sull'argomento il presidente Schifani. Esamineremo i fatti con estrema lucidità e rigore perché, ripeto, a me sta a cuore la salute e la vita dei cittadini. L'occasione è l'inaugurazione del pronto soccorso di Villa Sofia a Palermo, dove i pazienti potranno adesso ricevere cure e un monitoraggio costante in un ambiente più adeguato rispetto al passato. Locali che permetteranno di potenziare un presidio sanitario fondamentale per la città, evitando code e ritardi. Intanto le diverse aziende sanitarie siciliane sono all'opera per smaltire entro domani i 3.300 referti non processati dell'ASP di Trapani. La vicenda è emersa in seguito al caso dell'insegnante di Mazzara del Vallo, Maria Cristina Gallo, 56 anni, che ha dovuto aspettare 8 mesi l'esito dell'esame istiologico disposto dopo l'asportazione di una neoformazione all'utero. La donna aveva presentato un esposto. Il referto, sollecitato più volte anche per vie legali, è arrivato con incredibile ritardo. Ha diagnosticato alla donna un tumore al 4º stadio che nel frattempo ha prodotto metastasi. Sulla vicenda anche la Procura di Marsala ha aperto un'inchiesta. Sono 39 i provvedimenti di custodia cautelare nell'ambito di una inchiesta congiunta delle procure di Catania e di Messina. Nel mirino il clan Cappello Cintorino che aveva messo le mani sulla Riviera Ionico-Messinese. Il servizio di Francesco Triolo. Il business principale era legato allo spaccio di droga e all'estorsione ai commercianti, alle attività turistico-ricettive, persino ai gestori del noleggio barche per le escursioni all'Isola Bella. Sono 2 le ordinanze di custodia cautelare per 39 indagati, 30 in carcere e 9 domiciliari, disposte nell'ambito dell'operazione congiunta delle procure di Catania e Messina. Tra i destinatari, esponenti dei clan Cintorino Cappello e Santa Paola Brunetto. Ma guardi, abbiamo rilevato come la mafia catanese abbia sviluppato le sue attività nel territorio di Messina. Poi per esempio per l'attività di traffico di stupefacenti ci sono stati collegamenti con realtà criminali locali. La mafia catanese aveva insomma messo le sue mani sulla Riviera Ionica Messinese, lo aveva fatto attraverso le intimidazioni ed una presenza sempre più radicata sul territorio, tanto che ai boss veniva chiesto di dirimere anche controversie private, dai legami sentimentali alle dispute sui terreni. Purtroppo registriamo che le vittime di questi reati si ritengono sudditi e non cittadini, perché un cittadino dovrebbe reagire e denunciare, cosa che non è avvenuta.
E poi c'era la droga, un fiume di droga che inondava la riviera tra Taormina e Giardini Naxos, dove c'era la base operativa. Messina, fascia ionica, fascia tirrenica, ma anche Messina centro, rappresenta un crocevia delle mafie, dell''ndrangheta, di Cosa Nostra palermitana, Cosa Nostra catanese. Per il traffico di droga venivano utilizzati un linguaggio in codice, telefoni dedicati ed applicazioni di messaggistica non intercettabili. Le indagini hanno monitorato diversi episodi di approvvigionamento e cessione di droga, gran parte della sostanza sequestrata nel cimitero di Giarre, una delle basi operative di deposito del gruppo criminale. È emerso inoltre come il sodalizio abbia anche appoggiato alle regionali del 2022 una donna catanese, poi non eletta, sarebbe stato il marito che curava la campagna elettorale, a prendere contatti con le organizzazioni criminali. E anche sulle commissioni tra politica e criminalità è intervenuta la commissione regionale antimafia a Catania, prima tappa di un tour per le province dell'isola. Il presidente Cracolici punta il dito appunto verso il malcostume della politica e il dramma della droga. Il servizio di Orazio Longo. Una mafia tentacolare che fa affari con la politica e con la droga e che si infiltra anche nel settore del turismo. E questa è la fotografia scattata dalla Commissione regionale antimafia a margine dell'audizione tenutasi alla prefettura di Catania. Oltre il 20% dei comuni di questa provincia è coinvolto in inchieste su infiltrazioni. Alcuni sono stati sciolti, per altri è stato disposto l'accesso, ha detto il presidente Cracolici. Credo che va dato un messaggio chiaro. La politica rompa qualunque legame con i clan mafiosi che gestiscono i territori, perché ognuno di noi conosce i propri territori e ognuno di noi sa chi rappresenta cosa. La Commissione antimafia ha voluto incontrare anche il procuratore generale presso la Corte d'Appello, Carmelo Zuccaro, e il procuratore capo Francesco Curcio. Catania è la città dove sono stati effettuati ultimamente i sequestri più imponenti di droga, con le piazze di spaccio che si allargano anche nell'Interland. Un problema che investe molti giovani e giovanissimi vittime del crack. Ma dietro alla droga ci sono interessi verso settori all'apparenza puliti. La mafia cerca di riciclare utilizzando i soldi che sta facendo in maniera immensa dal traffico della droga, di riciclarli in settori dell'economia pulita. Il turismo, che è un settore in crescita, è uno dei settori per i quali i mafiosi tendono in qualche modo a reinvestire, a darsi una verginità, ma con una logica e con una mentalità che è tipicamente mafiosa. Riguardo al futuro delle aziende sequestrate per mafia, Cracolici spiega il progetto di recupero. Soprattutto quelle aziende che hanno lavoratori, che hanno una storia di dipendenti, abbiamo il dovere di provare a salvarle. Stiamo provando a fare in modo che possa la Regione, attraverso l'IRFIS, dare liquidità per rilanciarne le attività dentro una gestione assolutamente trasparente e fatta di legalità. Adesso la cronaca, abusi sessuali sulla nipotina minorenne, un ventenne, lo zio della ragazzina è stato arrestato a Catania, l'indagine avviata dopo una lite in famiglia avvenuta in un'abitazione di Picanello, il servizio di Tonino De Mano. Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Catania per violenza sessuale continuata ed aggravata nei confronti della nipote minorenne. Gli abusi sarebbero cominciati quando la vittima aveva 11 anni e l'indagato non era ancora maggiorenne. Le indagini sono state avviate dopo una segnalazione giunta al 112 per una lite in famiglia avvenuta in un'abitazione di Picanello in cui era coinvolto il ventenne dopo che suo padre era venuto a conoscenza delle violenze nei confronti della nipote. È stata la stessa ragazzina a raccontare gli abusi dello zio che le avrebbe promesso anche dei soldi. La minorenne ha ricostruito diversi episodi, aggiungendo che lo zio avrebbe abusato di lei anche durante un viaggio in Puglia nel 2021. L'arrestato, già in passato, era stato destinatario di un provvedimento di ammonimento del questore per atti di violenza domestica nei confronti dei genitori. Gli agenti hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP che ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. A Gela è giallo sulla morte del piccolo Loris travolto da un'auto a fine gennaio. 2 persone sono indagate per omicidio stradale. Il servizio è di Gerry Italia.
Cosa è successo a Loris Rodoti nelle settimane tra l'incidente e la sua morte? È questa la domanda a cui stanno cercando di rispondere gli inquirenti. Il bambino era stato investito a fine gennaio a Settefarine, alla periferia di Gela, da una Lancia Y, riportando ferite che in un primo momento, seppur molto gravi, sembravano compatibili comunque con la ripresa. Ricoverato a Gela era poi stato trasferito in altri ospedali dell'isola fino alle dimissioni, ma nei giorni successivi le sue condizioni sono progressivamente peggiorate, fino all'ultimo disperato tentativo di salvarlo a Palermo e al tragico epilogo. Ora la vicenda è sotto indagine. Sul fronte giudiziario 2 persone sono state iscritte nel registro degli indagati per omicidio stradale, la 29enne che secondo le prime ricostruzioni era alla guida dell'auto e un 39enne che si trovava con lei. Inizialmente l'accusa era di lesioni gravissime, ma la morte del bambino ha aggravato la loro posizione. Oltre alla dinamica dell'incidente però la magistratura sta approfondendo anche il percorso sanitario di Loris. I carabinieri hanno sequestrato le cartelle cliniche degli ospedali in cui è stato ricoverato per verificare se le sue condizioni siano state valutate correttamente. Tanti i dubbi ad oggi, troppe le domande senza risposta. L'autopsia dovrebbe aiutare a stabilire se ci siano state negligenze. Nel frattempo la magistratura indaga su più fronti, 2 procure e un solo obiettivo: capire se la morte di Loris poteva essere evitata. Ci occuperemo di San Cristoforo, sono queste le parole di Giorgia Meloni che dà delle anticipazioni sul piano periferie, quello instaurato sul modello Caivano, e punta i riflettori sulla chiesa di Borgonuovo a Palermo, di recente colpita dall'ennesimo atto vandalico, e poi anche sulla via Playa nel quartiere catanese appunto di San Cristoforo. Eva Spampinato. Mentre il governo nazionale discute sul decreto Caivano bis che porterà in Sicilia, Palermo e Catania milioni di euro per risanare le periferie e restituire dignità, sicurezza e legalità ai residenti dei quartieri a rischio, in quelle stesse periferie si continua a razziare, derubare, violare, come è successo un paio di sere fa nella chiesa di Borgonuovo, dove vandali sono entrati in azione e hanno rubato ostie e calici, oltre a mettere a soqquadro la sacrestia. In quelle stesse ore il governo accelerava sull'invio dei fondi in Sicilia e la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi parlava degli interventi in programma a Palermo. Abbiamo immaginato una serie di interventi molto significativi, spiega Meloni. Tra questi un progetto di manutenzione e risanamento strutturale della chiesa di San Paolo Apostolo a Borgonuovo. La chiesa è un luogo di riferimento del quartiere, ma è chiusa da oltre 20 anni ed è sprofondata nel degrado, diventando un po' il simbolo dell'abbandono del quartiere. Simbolo di abbandono e bersaglio preferito di ladri e sciacalli che durante l'ultimo raid hanno anche derubato gli uffici comunali della circoscrizione, portando via le macchinette del caffè. E su Catania il Caivano bis porterà tante risorse nel quartiere di San Cristoforo. In particolare la nostra attenzione si concentrerà sulla riqualificazione di via Playa, spiega ancora Giorgia Meloni. Mensa scolastica, palestra pubblica, corsi di formazione, servizi sociali, botteghe della legalità per l'avvio delle attività artigianali giovanili. Sono solo alcune delle proposte per la spesa dei fondi del decreto Caivano, sviluppata da Cantiere per Catania, che mette insieme tante anime economiche e sociali. Adesso il lavoro cresce, l'occupazione dei dipendenti Pfizer che si sono riuniti davanti allo stabilimento di Catania. I sindacati dicono l'azienda è senza investimenti, non c'è futuro. Intanto scatta la cassa integrazione per 2.500 dipendenti della ST Microelectronics, il servizio. È un colosso farmaceutico Pfizer, ma gli investimenti su vaccini, tumori, obesità e malattie rare sono lontani dal sito produttivo di Catania, relegato alla produzione di 2 antibiotici iniettabili sterili, di cui uno con brevetto scaduto e l'altro in scadenza. Nuvole grigie si addensano sullo stabilimento di via Gorgone alla zona industriale, dove si sono dati appuntamento lavoratori e sindacati. Qui non ce ne sono in questo momento, gli investimenti sono a zero completamente. Noi già abbiamo fatto una cura dimagrante, chiamiamola così, ma di fatto sono andati via i nostri colleghi, ma non è arrivato mai un prodotto nuovo. Siamo fortemente preoccupati, quindi è chiaro che questo è il primo sit-in che faremo e di conseguenza, se non abbiamo risposte, andremo avanti anche al Ministero, perché vogliamo che anche il governo italiano faccia la sua parte. Da anni si sta assistendo ad un radicale cambiamento industriale, ma la rimodulazione degli asset continua a non tener conto dello stabilimento catanese. Il sito di Catania pare
è privo di qualunque investimento, perché noi facciamo qui iniettabili sterili. Chiediamo al prefetto un intervento immediato perché convochi Pfizer in prefettura e faccia chiarezza sul piano industriale. Vogliamo investimenti su nuove biotecnologie. Comprensibile la preoccupazione dei lavoratori. Ogni 3-4 anni ci ritroviamo sempre nella stessa situazione, a 10 anni che aspettiamo un piano industriale che non c'è mai stato, ovviamente ognuno di noi ha famiglia, ha mutuo, siamo monoreddito e quindi giustamente la preoccupazione ce l'abbiamo e forse questa volta più forte delle altre volte. E non arrivano buone notizie dalla ST Microelectronics che vede una contrazione temporanea degli ordini e la conseguente cassa integrazione per 2.500 dipendenti. E parliamo ancora di lavoro perché a Palermo si è tenuto lo sciopero dei rider, una protesta a Piazza Politeama. I lavoratori incrociano le braccia per le tariffe che diminuiscono, la questione della sicurezza in città. Servizio di Marco Ulla. Da martedì scorso sono in sciopero. I rider di Palermo hanno incrociato le braccia e questa mattina hanno inscenato un sit-in nei pressi di Piazza Politeama. L'azione di protesta ad oltranza dei rider arriva per chiedere migliori condizioni di lavoro. Le tariffe diminuiscono e quindi anche i guadagni. Non si può più vivere con una consegna di 2,70 € lordi che per chi ha una partita IVA significa 1,20 € netti. Che cosa chiedono i rider? Una retribuzione più equa. Si deve cominciare a parlare di almeno 10 € l'ora, ma non di una retribuzione lorda, ma di una retribuzione netta, anche perché si sta verificando un fenomeno veramente molto preoccupante: le assunzioni indiscriminate che fanno le piattaforme. Assumono in maniera discriminata, tanto avranno sempre, tra virgolette, l'oggettino che lavorerà a posto del rider che non vuole lavorare. E poi c'è il problema della sicurezza sulle strade che diminuisce costantemente. In città si sta verificando una vera emergenza. Gruppi di ragazzi e ragazzini aggrediscono i rider per rubargli l'incasso e l'ordinazione. Come sicurezza cosa chiediamo? Di chiudere, di limitare le aree dove abbiamo maggiori furti, maggiori rapine, roba varia. Il lavoro è diventato pericoloso, nel senso che subiamo aggressioni, rapine. Non è più possibile andare avanti in questa maniera. La protesta al momento riguarda solo Palermo, ma è molto probabile, sottolineano i sindacati, che venga estesa anche nelle altre città siciliane. Un'opera che non solo rende omaggio ai 2 magistrati assassinati dalla mafia, ma che rappresenta anche un segnale tangibile del cambiamento e dell'impegno civile della comunità. Stiamo parlando del murale che rappresenta Falcone e Borsellino a Campobello di Mazara. Il servizio di Laura Spanò. Un messaggio di legalità e di contrasto alla mafia in un'opera d'arte pubblica è stato inaugurato a Campobello di Mazara, ultima residenza del latitante Matteo Messina Denaro, un murale che raffigura i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'opera, realizzata dall'artista di Castelvetrano Fabio Ferrara in arte Ira, è stata dipinta sulla parete di una palazzina popolare a 100 metri dal vicolo San Vito, oggi via 16 gennaio 2023, dove ha vissuto da latitante il boss. Con questo murale Campobello di Mazara si propone di riappropriarsi della propria identità, dissociandosi dall'immagine di una città legata alla criminalità organizzata e ribadendo il proprio impegno nella lotta alla mafia. Campobello non è la città della mafia, ma vuole essere la città di Falcone e Borsellino. E Campobello, come tutti, d'altronde non possiamo che stare dalla parte dello Stato, da questa parte, che guardiamo verso quella strada, quel vicolo che io ho voluto denominare via 16 gennaio 2023, vittoria dello Stato sulla mafia. Si tratta di un'opera dedicata ai giovani, lo testimonia anche la frase di Borsellino scritta sul murale, come ha detto alla sorella di Falcone, Maria. Paolo diceva: se la gioventù negherà il consenso alla mafia, anche la potente organizzazione svanirà. Un'opera che non solo rende omaggio ai 2 magistrati assassinati da Cosa Nostra, ma che rappresenta anche un segnale tangibile del cambiamento dell'impegno civile della comunità. Presenti alla inaugurazione i bambini delle scuole di Campobello di Mazara. Adesso ci spostiamo ad Agrigento per la festa del Mandorlo in fiore, lo spettacolo dedicato al folklore dell'America Latina al Teatro Pirandello. Il servizio di Davide Sardo.
La magia del mandorlo in fiore continua a incantare Agrigento. Al Teatro Pirandello una serata speciale ha portato il pubblico in un viaggio emozionante tra le tradizioni dell'America Latina con i gruppi folcloristici di Ecuador, Cile, Colombia e Argentina. L'energia della danza, il ritmo della musica ed il fascino delle coreografie hanno trasformato il palco in una finestra aperta sulle culture di questi paesi, regalando uno spettacolo coinvolgente e carico di passione. Applausi scroscianti per il Cari Cari Cultural Ballet, il gruppo artistico più antico di Rapa Nui, Isola di Pasqua in Cile, che ha trasportato gli spettatori nella magia delle sue danze rituali, espressione dell'anima di un popolo. Un evento che conferma ancora una volta la capacità del mandorlo in fiore di unire tradizioni e culture sotto il segno della fratellanza. Adesso ci fermiamo per una piccola pausa, poi un'ampia pagina di calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro telegiornale. Apriamo la pagina del calcio, partiamo dal Catania che guarda i riflessi delle esclusioni sulla classifica, ma soprattutto al derby contro il Messina di domenica prossima. Il tecnico toscano potrà contare su qualche elemento in più. Marco Carli. Concentrazione massima sul derby. Il Catania, complice lo stravolgimento di campionato e classifiche con l'esclusione di Turris e Taranto, ha saltato il turno infrasettimanale del torneo. Avrebbe dovuto giocare proprio con i corallini che hanno detto addio al campionato. Con i riflessi visibili sulla graduatoria di tutti, anche su quella del Catania. Gli etnei hanno perso un punto solo, visto che a Torre del Greco avevano pareggiato e non hanno appunto giocato il ritorno. La squadra di Toscano, fino alla fine della stagione regolare, giocherà 6 partite. Ne salterà infatti un'altra, penultima di ritorno, che avrebbe dovuto disputare col Taranto. Il rotondo successo di Latina è servito a guadagnare in fiducia e a rilanciare la propria corsa in zona playoff, con la squadra di Toscano che è settima in classifiche e che prosegue anche un'altra corsa, quella verso il recupero degli infortunati. Le immagini diffuse dal club, oltre a riportare la bella notizia del DS Faggiano che si riaffaccia agli allenamenti della squadra, danno il senso di un ritorno in gruppo di Anastasio Dal Monte. Saranno pronti per Messina. Titacchio procede verso il rientro e Sturaro, per cui ci vorrà ancora tempo, così come per Inglese. Toscano, con rientro di Stoppa, dovrebbe affidare a quest'ultimo e a Jimenez il ruolo di trequartista dietro l'unica punta, Montalto o De Paoli. A centrocampo, a sinistra, andrà Lunetta. Con il pareggio rimediato nell'ultimo turno, quello infrasettimanale, il Messina ha interrotto la serie di 3 sconfitte consecutive, ma la crisi societaria è sempre più grave, mentre il Trapani è fuori dalla zona playoff. Il servizio di Sergio Golosi. La parentesi di Cava restituisce dignità alla squadra e un punto alla classifica del Messina, ma i sacrifici del campo non seguono novità societarie. Il silenzio dei soci non è un segnale positivo, nonostante una trattativa, l'ennesima, con un gruppo americano capeggiato da un manager messinese. Nelle prossime ore scade il termine per la presentazione alla Coaps dell'attestato di solidità economica della nuova proprietà e del casellario giudiziario dei soci. Il probabile mancato rispetto dell'adempimento comporterà una nuova penalizzazione da 1 a 2 punti, vanificando l'impegno della squadra. Domenica contro il Catania assente Crimi, squalificato per un turno. Ad Avellino quarta sconfitta, terza consecutiva in 6 gare per un Trapani in crisi, uscito dalla zona playoff. Il progetto di Antonini vacilla, tutti in discussione in casa Granata. Domenica al Provinciale c'è il Giuliano, in una partita senza appelli per Sabatino e compagni. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.